Il sindaco di Agrigento Marco Zambuto non ha dubbi. È doveroso alla luce della delicata fase politica drammatica e densa di incognite che l'Italia attraversa ormai da anni, fare il punto sulla situazione amministrativa per guardare al futuro della città con più ottimismo. Dal congresso provinciale dell'UDC, un partito che anche in queste ore sta dimostrando alto senso di responsabilità istituzionale, sottolinea Zambuto in una nota, è venuta fuori una compagine che in questo anno abbiamo contribuito a costruire, radicata nel territorio e con una classe dirigente fortemente motivata. Assicura poi che nell'intera provincia agrigentina lavorerà fianco a fianco col segretario Calogero Firetto per rendere sempre più grande la Casa dei Moderati. Il primo cittadino di Agrigento ribadisce poi la propria gratitudine al senatore D'Alia per aver voluto in sede congressuale acclamarlo quale presidente del partito e per aver ancor di più riproposto la sua candidatura a sindaco di Agrigento, evidenziando tutti i suoi meriti per aver rotto con le vecchie logiche lottizzatorie del passato e per aver fronteggiato la grave crisi economica riguardante l'intero paese, in particolare il sud e dunque la Sicilia, con in testa la provincia agrigentina. Ho cercato di bussare a Roma per avere aiuti e finanziamenti e malgrado le promesse iniziali, dice Zambuto, non sempre ho trovato porte aperte, anzi spesso ho provato in solitudine tanta delusione e amarezza perché chi avrebbe potuto e dovuto aiutare la città non l'ha fatto. Ho bussato alle porte della regione ottenendo in molti casi risposte positive come nel caso della crisi idrica col finanziamento della nuova rete cittadina. Oggi però bisogna aggiornare il progetto della primavera agrigentina del 2007 ed è per questo che mi rivolgo, aggiunge, alle forze politiche che hanno concorso al mio successo politico a cominciare dal PD, poiché credo che ciò che si va costruendo alla regione si possa realizzare anche ad Agrigento. Moderati e riformisti dunque insieme, secondo Marco Zambuto, in linea col progetto politico in itinere alla Regione, che andrebbe esportato e applicato ad Agrigento. Una proposta accolta pienamente dal senatore Benedetto Adragna e dal deputato regionale Giovanni Panepinto del PD, per i quali quanto dichiarato da Zambuto si coniuga con l'attuale momento di difficoltà che stiamo vivendo e la sua richiesta di mettere insieme i partiti che lo hanno eletto e le forze economiche e sociali della città, insieme alle associazioni e ai movimenti che da sempre costituiscono il tessuto più vivo e reale di questa nostra terra, rappresenta un'ottima soluzione per risollevare le sorti nell'Agrigentino. Secondo Panepinto e Adragna, la serietà delle affermazioni di Zambuto è ancor più ribadita dal fatto che egli abbia messo in discussione la propria candidatura, facendo dunque un passo indietro. Semaforo verde allora all'idea di Zambuto di un'alleanza tra PD e Terzo Polo, allargandola a tutto il centro-sinistra. Un'opportunità strategica, concludono, che risulterà vincente quando saremo in grado di offrire un programma comune che possa convincere i cittadini.